Giudite urdise, scoltaimi fradis, chiappait che stiav e picchiai sul colm des muris. Po dopo, quando sarà vignuti e il sorelle sarà llevato sulla terra, ognun cal chiappi su li sos armis e giudiuchei che puedin cagliessin de citat. Allora scominciait alla ua quintri come covessis di là iu fin te planure, là che scomencin i assirians. Però non steit alla iu. Gli assirians s'acciapperan su lis lor armis, si butteran dal campament per svegliare i sorrestanti dell'esercito di Assur. Accorreran verso tende di Oloferne e non lucciateran. Allora acciapperan un spac di voltarsi di sangue e schiamperan dinanzi nuatris. Uatris, insieme con tutti gli israeliti, ove il stome di staua da ur e di frucciaio biel che schiampin. Ma prima di fare quel tant, clamaimi a chior la monit, calviò di quel che l'ha dispresata la chiesa di Israele, quel che lo aveva mandato fra mieci di no, tanche un uomo già destinato alla morte, a fare ingressi a chior de chiesa di Osia. Appena arrivato, giudendo il chiave di Oloferne che lo tenivi su un'assemblea del popolo, al colà partiere e ai vigni in bast. Lo tirarono in su. Allora si buttò i pisti giudite e pliansi in denanti al berlà. Benedette sesto in tutti gli stendi di Giude e fra mieci tutti i popoli, che resteranno plens di marivee quando assentiranno il tonno. E come, contimi tutto ciò che tu hai combinato in questi dis. E Giudite e conta fra mieci tutte la int, tutto che ci aveva fatto, di quando ieri e sud di Betulie, fin tremai in quel momento che stava fevelante. Quando finì di fevelare, il popolo alpetà scrive di tirare giù il ciel e la città si riempì di berlis di feste. A chior, viudin tutto ciò che aveva fatto il Dio di Israele, al crodè in lui da profonda al cur, si fasse che concidi e lo clamarin a fa parte, fin in di voi, de chiese di Israele. Cricà dell'albe, l'en di Betulie e picchia il chiaf di Oloferne su pes muris. Ognun al chiappa su li sos armis e a jesserin a trops tutti giù pe cleve de mont. Viudint quel tant, gli assirians a mandarin mes dai lor sorrestangs e che avvisarin i generai, i chigliacs e tutti i lor graduas. Arrivarin così fin dalla tenda di Oloferne e diserin al suo sorrestant, svel nestre paron che sottans e han avuto il fiat di mettisi quintri di no e di taccanus per farsi fruccià un paron. Bagoe agli entrà, al toccà denan dal tendon de tende, convint che Oloferne al dormis con Giudite. Ma stant che nessun non le rispondeva, al viaggiè, agli entrate chiamere e lu chiatà di stirat partiere, cadaver e col chiav tionciat. Allora al petà un gran berli, al vaì, al craccià, al ciulà d'alte vos e si spregà i vestis. Poi agli entrate tende là che ieri lo già de Giudite e non li è stata gran. Corin fur verste in dal berlà. I sottans nus han improias. Une sole femmine ebree e han insocià di vergogne la chiesa di Nabucodonosor. Oloferne alle distirat partiere, col chiav tionciat. Sentint un etal, i sorrestanti dall'esercito di Assur, perdute la tramontane, si spregarin lis lortonis e il campamento gli era tutto un ciulà e un berlà.